Secondo Timoteo, capitolo 1. Indirizzo e ringraziamento. Io Paolo, può essere Gesù Cristo, per volere Dio, ma nato a pregare che la vita che Gesù Cristo ha promesso a noi. Scrive a Timoteo, che sei un figlio mio assai caro. O Padre eterno, Signore nostro Gesù Cristo, arravacasse in cuore a te tutta la razza, la pietà e la pace. A ringraziare Dio che sto servendo con una coscienza pulita, come hanno fatto tutti quelli che sono venuti prima di me. Io sto ringraziando ogni volta che mi ricorda di e preghiere mie. Notte e giorno mi ricorda tutte le lacrime d'oia e tengo una forte smania di avere nata volta per essere chi ne priezza. Mi sta passando rinda capo che la fede tua è franca e genuina, che la fede che ha avuto pure la nonna tua Loide e mamma te è unice. Sono sicuro che pure tu la starai tenendo. E razza ricevuta da Timoteo. E proprio perché sta raccomando di ne vivere in tacchillo reale Dio, che tu hai avuto quando hai messo in mano me in coppa capatoia, perché Dio non ci ha dato uno spirito che ci fa cadere in da paura, ma uno spirito che ci ha la forza, l'amore e la sapienza. Perché se ti dica, non ti piglia scuorno quando dici che stai a parte del Signore, e non ti piglia scuorno e me, che sto incatenato in un carcere per essa. Che tu sei pure tu, con quella forza che viene in da potenza di Dio, ma la patisci insieme con me che può Vangelo. Perché se Dio già salvato e ci ha chiamato a essere un popolo suo, non per mezzo di tutte quelle che noi abbiamo fatto, ma solo per grazia sua e per l'amore suo. Ha sempre Dio stato buono con noi per mezzo di Gesù Cristo, ma ora l'amore suo si è spalafacato ancora di più, e quando è venuto in mezzo a noi Gesù Cristo, che è il Salvatore nostro, chi sta smantellato chi lo potere della morte e ci ha fatto conoscere che la vita eterna per mezzo del Vangelo. Dio ha dato a me che la missione per pregare il Vangelo è essere posta alle maste. Proprio perché si sto patendo tutti chi si dormiente, ma non me ne piglio scuorne, perché sacci che mi ha messo in mano a Dio. E sono sicuro che essa è capace e mandare in zina all'ultimo giorno tutte quelle che mise in mano meglio. Tutte quelle parole sante che tu hai sentito a me stessero sempre innanzi all'occhio tuoi e continuo a camminare in da fede, in dall'amore che viene a noi, a Gesù Cristo. E con l'aiuto dello Spirito Santo mantiene sano chi lo deposita della fede, che ti è stato consegnato. Come già sai, chi dell'Asia minore mi hanno abbandonato in mezzo a tutto il lato, mi ha abbandonato pure Figela e Ermogene. O Signore potesse benedicere la famiglia Onesiforo, perché parecchie volte è venuto a me per me sollievo. Non sappiate mai scuorne me che sto in galera. Anzi, quando è venuto a Roma, mi chiudì a Scianna e aprite il cuore, zina a quando non mi ha trovato. O Signore ricordasse la pietà rindo giorno del giudizio, e tu sai meglio di me, quando chi si marata la mano, dramende, steva a Efeso.